Costa di Sole, il parco più bello d'Italia, carrozze, picnic e balli ottocenteschi. Questi gli ingredienti dell'evento andato in scena al Parco Sigurtà domenica 8 ottobre. Un giardino antichissimo, la cui storia risale al 1407, quando, durante la dominazione veneziana di Valeggio sul Mincio, il patrizio Gerolamo Niccolò Contarini acquistò l'intera proprietà, che al tempo aveva una funzione puramente agricola. Il primo abbozzo di giardino all'inglese lo si ebbe nel 1800, quando la proprietà passò al marchese Antonio Maffei, amante dell'arte e dei giardini, che decise di trasformare i 22 ettari della proprietà in un giardino romantico all'inglese, caratterizzato dall'accostamento di elementi naturali e artificiali, dove la natura non è mai incolta, anche se a volte apparentemente assume un carattere selvaggio. Da questo incontro nacque così il germe dell'impronta romantica del futuro giardino di Valeggio sul Mincio. Un parco unico nel suo genere, che vide il passaggio e ospitò ben 2 imperatori, Francesco Giuseppe I d'Austria e Napoleone III di Francia. A inizio Novecento cominciò però la fase decadente del giardino, che tornò a splendere nel 1945 grazie al dottor Giuseppe Carlo Sigurtà. Questo parco è stato aperto al pubblico nel 1978 ed è stato acquistato da mio nonno durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel secondo dopoguerra lui viene qui a Valeggio e doveva acquistare un calesse. Proprio è stato grazie a questo calesse che l'artigiano, appunto, che doveva fare delle modifiche per adattarlo al cavallo, gli consiglia di vedere questa proprietà invenduta da alcuni anni. Erano 5 mezzadrie coltivate a poco più che cereali. Mio nonno le vede, se ne innamora e decide di acquistarle, non sapendo che mancava l'acqua e che quindi non sarebbero mai potute essere delle colline lussureggianti come stiamo vedendo tuttora. A lui arriva proprio un'ingiunzione come membro del consorzio Opificianti e Sifonisti, quindi un antico diritto di poter prelevare acqua dal Mincio. Ha iniziato ad irrigare e nel tempo, con tanto amore, ha realizzato questo grande e splendido parco che con mio padre e con ovviamente noi ha proseguito nella sua bellezza fino ad essere nominato il secondo parco più bello d'Europa. Quindi un calesse è stato la causa, diciamo così, dell'acquisto e oggi ritroviamo gli attacchi di tradizione. Com'è nata questa collaborazione con Rupo Italiano Attacchi? Ma è stata diciamo così, una proposta che ci hanno fatto e che noi abbiamo accolto a braccia aperte perché ci sembrava proprio un omaggio alla nascita di questo luogo ed anche sempre nell'Ottocento una cosa che per me era da introdurre erano i balli e anche lì abbiamo avuto la possibilità, grazie alla scuola di Sarah Owen, di poter introdurre anche i balli all'interno di questa splendida manifestazione che vede ovviamente tantissime persone appassionate di quel periodo storico che hanno voluto rendere omaggio all'Ottocento anche costruendosi dei costumi, facendo delle riproduzioni proprio dei costumi dell'epoca. Ma infatti si aspettava una così ampia presenza del pubblico? Sinceramente me lo auguravo perché giustamente quando si organizzano degli eventi si spera sempre che possano piacere, ma anche la cosa che mi ha stupito è il vedere anche persone che non sono vestite in costume proprio entusiaste, chiedere, informarsi e voler partecipare a questo evento, anche chiedere se sarà riproposto. Tra l'altro il Parco Sigurtà si presta molto a qualsiasi tipo di evento, per esempio 2 settimane fa c'è stato l'Endurance. Per quanto riguarda la prossima stagione ha già in calendario qualcosa? Allora, noi abbiamo già pronto il calendario eventi 2018 e sarà un calendario fittissimo in cui saranno ovviamente presenti i cavalli nelle loro varie manifestazioni di gare e ovviamente di esibizione con le carrozze, ma ci sarà anche tanto sport con il tennis tavolo, la corsa,
ed ancora lo yoga ed altri generi di manifestazioni più dirette a soddisfare l'aspetto ludico, i buskers, i cosplay ed ancora i giochi della tradizione e i giochi dedicati ai bambini. Un parco che si presta quindi a molteplici attività, ma che nella giornata di oggi funge da vera e propria macchina del tempo e ci trasporta direttamente nell'Ottocento. Un evento fiabesco giunto alla seconda edizione con 14 carrozze che hanno sfilato in continuazione e si sono cimentate poi nella prova di eleganza. Equipaggi unici e rari che si sono sottoposti al giudizio di Enzo Calvi, che qui è presente non solo in veste di presidente del gruppo italiano Attacchi, ma anche di esaminatore. La nostra ricerca di location per fare manifestazioni attraverso le quali proporre ai giorni nostri le carrozze per come si presentavano un secolo e mezzo fa, questa è stata una delle scelte, diciamo, obbligate, perché appunto si presta molto a questo scopo. Quindi lo scorso anno c'è stata la prima edizione, siamo stati molto felici di averla fatta, di aver soddisfatto anche il parco stesso, per cui quest'anno è ancora molto più ampia la manifestazione, perché ci sono carrozze, cavalli di tradizione, ci sono molti corpi che vengono qui e fanno danze d'epoca, ci sono molti figuranti che vengono a riempire l'atmosfera di immagini che ripropongono un ambiente ottocentesco, e quindi è la migliore occasione tra quelle che si presentano in Italia, una delle migliori, diciamo, delle migliori che possono essere utilizzate a questo scopo, che è lo scopo di fare la cultura fondamentalmente, oltre che di mantenere le abilità, la guida di carrozze, di cavalli, di mantenere il patrimonio di carrozze oggi esistente, che è molto importante e forse non ben conosciuto ancora, ma è molto forte, molto grande il patrimonio di carrozze di tradizione, ottocentesche, esistente oggi in Italia, va fatto emergere perché è una risorsa per la nostra economia. Quindi ben vengano queste occasioni, ben venga l'accoglienza del Parco Sigurtà e ben venga all'interno di una serie di iniziative che da maggio, anzi da aprile fino a fine stagione, fino a novembre, noi facciamo in Italia. Tra l'altro lei oggi è anche qui in qualità di giudice, per cui cosa ne pensa delle carrozze che ha visto sfilare oggi? Beh, rispetto allo scorso anno abbiamo avuto dei pezzi ancora di maggior qualità rispetto allo scorso anno, e questo conforta sulla presa che ha questo evento del Parco Sigurtà sull'ambiente dei collezionisti, dei praticanti le carrozze di tradizione. Abbiamo anche notato una presenza di una maggior quantità di nuovi partecipanti, e questo è molto importante, perché i nuovi partecipanti di oggi saranno i consueti di domani e i vecchi partecipanti di dopodomani, e questo è un obiettivo di fondo anche della nostra associazione. Il Gruppo Italiano Attacchi ha come scopo sociale quello di far conoscere e divulgare la conoscenza, la pratica della carrozza e del cavallo attaccato. La sfilata è intervallata dai balli ottocenteschi portati in scena da Sarah Hovan. 60 ballerini in costumi ottocenteschi danzano in sintonia, coinvolgendo anche il pubblico, che rimane estasiato di fronte a questo spettacolo di altri tempi. Questa collaborazione è nata perché l'anno scorso siamo stati invitati dal gruppo Attacchi Italiani per fare un'animazione all'interno delle loro gare di eleganza.
vedendoci la dottoressa Sigurtà ha detto ma questo potrebbe essere un connubio perfetto. Allora, durante quest'anno abbiamo lavorato molto per far sì che le varie scuole di danza storica ottocentesca italiana riuscissero ad unirsi a fare un evento in comune, che è una cosa estremamente rara, perché ognuno ha il proprio stile, ha il proprio ambito, la propria regionalità. Qui infatti ritroviamo scuole che vengono da 7 regioni differenti, quindi è un grande sforzo per i danzatori arrivare qui, ma è anche una grande gioia perché finalmente ci si riunisce sotto il piacere del ballo, che è in realtà la caratteristica base dei balli 800. Le persone amano questo tipo di balli, si approcciano a questo tipo di balli proprio perché, a differenza dei balli moderni, aiutano una socialità gentile. Quindi all'interno dei balli non c'è solamente il ballo in sé e la coreografia, ma c'è un'etichetta, un modo di comportarsi, una ricerca sugli abiti e proprio una ricerca personale e culturale, di riprendere un certo tipo di pensieri, di filosofia, riportarla in spolvero e in questa maniera vivere degli attimi un po' al di fuori del tempo. Tra l'altro i balli che avete presentato oggi quali sono stati? Allora, oggi abbiamo fatto la quadriglia francese e la quadriglia dei lancieri come danze coreografate, perché sono le danze base dell'Ottocento, della metà dell'Ottocento, perché noi facciamo un repertorio che spazia dal 1850 al 1870 e sono quadriglie che erano le basi dell'epoca. Era un linguaggio comune che si parlava a Londra, si parlava a Parigi, alla corte degli zar, dalla nostra cara Sissi, nelle nostre corti italiane, sia la borbonica che la piemontese, ma anche oltreoceano. È un po' come l'inglese, solamente danzato. Novità di quest'anno il croquet, tipico gioco dell'Ottocento, e il battesimo della carrozza, grazie al quale grandi e piccoli hanno potuto fare un giro per la prima volta tra il meraviglioso scenario del parco. Allora, come sta andando questo battesimo della carrozza per gli altri, non per lei ovviamente? Direi bene, non pensavo che ci fosse così tanta gente appassionata alle carrozze, dunque sta andando bene. Che carrozza ha presentato qui oggi per l'occasione? Una vagonette restyling western. Invece per quanto riguarda il cavallo? Il cavallo è una frisona di 16 anni, è abituata a carrozza. La gente vede che si appassiona a questo tipo di disciplina. Sì, non pensavo, infatti sono contento. E cosa pensa invece del Parco Sigurtà e di questo evento qui oggi? È una bella occasione per tutti che non conoscono i cavalli e è un bel evento. All'ora di pranzo è tempo di picnic, un déjeuner en plein air seguendo l'etichetta dei tempi. All'ombra di ogni carrozza l'immancabile tovaglia, il cesto, le posate e le prelibatezze. Da sottolineare il fatto che durante il picnic le carrozze devono sempre essere attaccate, a prendersene cura l'uomo di servizio o il proprietario. Uno spettacolo nello spettacolo che lascia davvero tutti a fiato sospeso, che ci estranea dal mondo che ci circonda e ci fa rifugiare in questa giornata fiabesca. Signor Smitzer, lei qui oggi è ospite d'onore di questa giornata all'insegna degli attacchi e dei balli ottocenteschi al Parco Sigurtà. Come le è sembrata la manifestazione? È il secondo anno che ci troviamo in questa cornice meravigliosa che è Parco Sigurtà. Credo che sia stata una manifestazione che ha ritrovato in pieno il successo dell'anno scorso e ci fa molto piacere perché è stata iniziata quasi per scherzo l'anno scorso, ma qui in questo luogo e con la cornice appunto che dicevo prima di questo parco, devo dire che il pubblico ha potuto godere anche oggi, bella giornata di sole, ha potuto godere una cosa fantastica. La cosa fantastica è data dal fatto intanto che si muovono i cavalli in mezzo alla gente senza creare nessuna paura e preoccupazione per l'abilità dei guidatori. La tranquillità data dal grande addestramento che c'è stato sui cavalli
e poi i legni preziosi che sono le carrozze che seguono. Le carrozze sono veramente pezzi di valore, pezzi che hanno un significato storico e che si fa di tutto per far conoscere nel modo giusto a un pubblico che è sempre più vasto, incuriosito dal fatto che poi alla fine siano esattamente l'espressione di quelle che sono state poi tutta la fantasia che il design e la meccanica ha potuto sfoggiare nell'automobilismo, no? Però alla fine i grandi carrozzieri sono poi quelli che hanno disegnato delle linee bellissime che in qualche modo si ritrovano anche nelle grandi linee delle automobili. Questa curiosità, che per molti è ancora lontana e è una cosa poco conosciuta, ecco, in queste occasioni fatte in luoghi del genere permette di avvicinarla a un pubblico sempre più vasto, e questo credo che sia per il gruppo italiano attacchi, ma direi per il mondo degli attacchi in genere e soprattutto del cavallo attaccato, sia una bellissima occasione e un importante anche riconoscimento. A stomaco pieno e con il sole che continua a riscaldare questa bellissima giornata, ecco che le carrozze si schierano per scoprire il vincitore di questa edizione. A portarsi a casa il trofeo Best in Show è Fiorenzo Erri, che con Edgardo Goldoni ha presentato un break da parco con una pariglia di spagnoli. Siamo qui con Fiorenzo Erri e Edgardo Goldoni, che oggi hanno presentato un'unica carrozza, giusto? Sì, oggi abbiamo fatto una miscellanea, lui ha messo la carrozza dei cavalli e ci siamo divertiti così. E com'è andata quindi la presentazione qui oggi? Beh, penso bene, insomma, abbiamo una carrozza veramente bella, 2 stupendi cavalli, bel movimento, penso insomma che abbiamo dato un'impronta come d'abitudine di un certo tipo. E per quanto riguarda gli altri concorrenti, come vi sono sembrati? Beh, diciamo che questo non è un concorso vero e proprio. Diciamo che ci sono delle carrozze che vengono utilizzate proprio per fare queste cose da parco, da passeggiata. Ce n'è una invece molto bella che è un break da concorso veramente, poi le altre sono da divertimento, ecco, non sono da concorso. Comunque è un bel vedere. E questa è stata la seconda edizione qui al Parco Sigurtà. Come avete accolto, diciamo così, l'idea? Ma l'idea è molto carina, anche perché vabbè, è stata anche combinata con altre attività e quindi nel complesso penso che i visitatori del parco abbiano trovato una cosa che raramente gli capiterà di rivedere. Quindi certo non c'è l'agonismo e il sangue, l'adrenalina della gara, ma insomma penso che sia una cosa che vada ripetuta, insomma è una tradizione. Il parco è stupendo, io è la prima volta che lo vedo, ma veramente è una cosa molto bella. I cavalli sono nell'ambiente naturale. Secondo classificato Matteo Pellitzer. Signor Pellitzer, cosa pensa della giornata oggi qui al Parco Sigurtà? Perlomeno è una bella giornata di sole, ce la siamo proprio goduta sta giornata e non pensavo a tutta sta gente qua, l'anno scorso non c'era tanta gente, forse sono stati i muli quest'anno che hanno incrementato l'accesso di tutte queste persone. Comunque è bella, ci tornerò anche l'anno prossimo sicuramente. Che equipaggio ha presentato oggi qui? Ho queste 2 mulette giovani di 4 anni che le sto facendo crescere un po'. Domenica scorsa eravamo alla Lodovica, hanno bisogno di un po' di esperienza, ho detto qua o la fanno o la va o la spacca. Quindi si sono comportate brave, bene, sono state brave. E per quanto riguarda la carrozza invece? La carrozza è una carrozza classica della linea tra il Triestino, la Slovenia e l'Ungheria. I collari sono di collari di 100 anni fa che andavano attaccati a dei cavalli da lavoro che erano i croati e io li ho messi qui nei muli che sono sempre un attacco da lavoro, quindi erano dei pick up che servivano per la domenica a far festa e durante la settimana si andava a lavorare per i mercanti o chi portava i sacchi dai mugnai e via dicendo, insomma, durante il lavoro. Terzo Gabriele Simoni. Questa giornata direi che sta andando bene visto il tempo, una bella giornata di sole, parecchie carrozze
e in un posto così penso che sia già una buona giornata. Oggi ho presentato un break Cesare Sala, una carrozza del metà 850-860, restaurata 2 o 3 anni fa dal signor Guanziroli, e adesso si presenta così come la vediamo, insomma. I cavalli sono 2 frisoni di 17-18 anni che ho sempre avuto io praticamente, che sto usando da 8-9 anni. Quarto Giampiero Taino. Questa è una tabacchiera, metà 800, si nota l'età dai lamoni in ferro sulle ruote ancora, che ho più che un restauro, è un restauro conservativo che abbiamo portato a buon termine, almeno spero, soprattutto dalla proprietà, che è il proprietario che mi ha chiesto questo restauro conservativo, e la bella soddisfazione di una persona che restaura carrozze, un artigiano, è quella di comunque presentarla soprattutto in una location, ormai adesso le chiamano così, non più posti, location di questa importanza, di conseguenza da parte mia una grossissima soddisfazione. Quindi come le è sembrata questa iniziativa di portare gli attacchi di tradizione al Parco Sigurtà? Questo per me è la seconda edizione, perché anche l'anno scorso ho presentato un break, un wagonette con una pariglia sempre di frisoni. Quando ho visto che il GIA, il gruppo Italiano Attacchi, ha messo in calendario questa opportunità di venire a visitare ed essere ospite di questo magnifico parco, naturalmente me lo sono segnato e ho detto sicuramente ci sarò. E a seguire tutti gli altri concorrenti che hanno deciso di prendere parte a questo meraviglioso evento. Si conclude così questa seconda edizione, ma prestissimo ci sarà un'altra occasione per rivedere e rivivere questa atmosfera. Si avvicina l'appuntamento a cui lei tiene tantissimo, sì, appunto Fiera Cavalli Verona. Cosa si aspetta da questa edizione 2017? Ha ragione, ci tengo tantissimo perché per me è veramente un qualche cosa che fin da ragazzino ho preso come una passione, ma anche un impegno che è quello di riuscire a far sì che la fiera possa arrivare come nella storia sempre in Piazza Bra e nelle vie vicine, perché la fiera di Verona è nata in Piazza Bra, negli arcovoli dell'Arena, è nata con i cavalli che correvano nelle vie vicine e che venivano presentati sul selciato di allora e acquistati dai vari compratori che arrivavano numerosi da tutte le città delle regioni vicine. Oggi la fiera internazionale è una fiera importante, però ancora oggi è bello arrivare in Piazza Bra con una grande sfilata di carrozze che noi normalmente la facciamo la domenica, speriamo che sia una bella giornata. Ci fosse qualche evento meteorologico già previsto per la domenica, eventualmente vedremo di anticiparla il sabato, ma sarà un momento di grande festa per la città, ma un momento anche di grande eleganza. Avremo la sfilata del concorso d'eleganza che si svolge appunto in fiera nelle 4 giornate e questa sfilata porterà tutti i concorrenti più molti cavalieri e anche qualche appassionato che si presenti con qualche bella carrozza che vuole far vedere, accompagnerà appunto questa sfilata, accompagnerà i vincitori in Piazza Bra. I vincitori verranno premiati dalle autorità nella piazza con uno sfondo che è quello dell'Arena, dove il sogno è sempre quello di tornarci con i cavalli. Ci sono stati e non si sa mai che ci riusciamo, è un sogno che mi sembra possa anche avvicinarsi. Abbiamo spostato l'evento sportivo immediatamente fuori da Verona, sarà comunque un campionato italiano dello sport amatoriale presso le scuderie del Garda, che sono a Castelnuovo del Garda, quindi molto vicine a Verona negli stessi giorni e quindi in corrispondenza dell'evento Fiera Cavalli di Verona. Non è un caso che abbiamo chiamato questo campionato italiano di sport amatoriale, l'abbiamo chiamato Campionato Italiano Verona 2017. Dentro la Fiera di Verona continuiamo come sempre la nostra attività con il settore della tradizione. La novità è un seminario di aggiornamento per giudici di tradizione. Un calendario ricchissimo, quindi ci vediamo a Verona. Sì, arrivederci a Verona, buon divertimento sia oggi che a Verona per tutti.